Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di Noi Sicilia. È morto in Belgio il 45enne Salvatore Russo, originario dell'Agrigentino. Le autorità hanno dato il via libera per indagare sul caso del siciliano travolto e ucciso da un'auto. Non si esclude nessuna pista, anche quella di un regolamento di conti. Tragedia evitata in una scuola di Agrigento dove un alunno ha rischiato di soffocare mentre mangiava una merendina, ma il provvidenziale intervento della maestra ha evitato guai peggiori. Effettuando le manovre di disostruzione è riuscita a liberare le vie respiratorie del bimbo. Tu sei donna e devi solo stare a casa a pulire e cucinare. È la frase che un ragazzo di 25 anni avrebbe ripetuto alla vittima. La 19enne sarebbe stata maltrattata e sequestrata fra febbraio e settembre del 2021, periodo in cui era anche in gravidanza. Un pescatore si è disperso in mare nella frazione di San Leone ad Agrigento l'8 dicembre scorso. Continuano le ricerche sul territorio, ma dell'uomo ancora nessuna traccia, facendo crescere l'allerta dei familiari. In conclusione, la leggenda dell'automobilismo siciliano, l'ex pilota Eugenio Renna, ci lascia all'età di 78 anni dopo aver lottato a lungo con una malattia. Renna si è spento ieri mattina nella sua abitazione dopo un ricovero per una polmonite causata da altre patologie. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19:30.